qui con Miss Plumare. Innanzitutto ci tengo a ringraziare la Prologo di Cesuna che ci ha permesso anche quest'anno di averci qui a Ferragosto e Blue Blood Gioielli, che sono i nostri gioielli che ci seguono in tutte le tappe venete quest'anno e che vedremo dopo anche addosso alle nostre ragazze. Ringraziamo anche velocemente i nostri sponsor nazionali che sono MSC Crociere, Pomec di Castelgomberto, Ilaria Melli Gioielli di Tiene, coloro che hanno ideato e disegnato lo scettro e la corona di Miss Plumare, la Maison de Anna Biaggi, l'agenzia Studio Immagine di Tiene e l'agenzia Pachamama Viaggi di Tiene. Allora, iniziamo con il vedere le nostre Miss per la prima uscita in abito a piacere, abito casual. Il criterio di valutazione per la nostra giuria è il viso. Signori e signori, le nostre Miss. Ho 21 anni e il mio hobby sono le danze caraibiche. Grazie! Numero 4. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Rossella, ho 21 anni e nella vita sono una studentessa universitaria. Grazie Rossella, te la passeremo. Aspirante Miss numero 5. Buonasera a tutti, sono Jenny Semenzato, ho 17 anni e sono una studentessa. A te la passerella, Jenny. Jenny, 17 anni, con la passione per la palestra.
aspirante Miss numero 7. Ciao a tutti, sono Alessia Peron, ho 17 anni e faccio di scout. A te la passerella, Alessia. Aspirante Miss numero 8. Tutti, sono Francesca Giada, ho 16 anni e pratico danza classica. Grazie, a te la passerella. E grazie anche alla nostra ultima Miss. Bene, le rivedremo a breve per la valutazione in abito elegante. Voglio ringraziare il Salone Sara di Sala Spiller per aver coccolato e curato le nostre ragazze oggi pomeriggio. Un bel applauso, grazie Sara, grazie. Grazie per aver curato le nostre ragazze oggi pomeriggio. Grazie. Alessia Alberti. Numero 2, Claudia Cavaliere. Numero 3, Asia Canella. Numero 4, Rossella Mai. Numero 5, Jenny Cementato. Numero 6, Alessandra Deste.
numero 8 Giada Anastasia. Che ci congedano con un bel serpentone. Grazie alle nostre miss, un bel applauso, che tra poco rivedremo in versione bikini, quindi un po' l'uscita che di solito attendono tutti gli uomini durante un concorso di bellezza. Proseguiamo con il nostro carosello di Miss ed ecco a voi per l'uscita in costume, criterio di valutazione ovviamente il fisico, la Miss numero 1 Alessia Alberti. Miss numero 2 Claudia Cavaliere. Signore e signori, un bel applauso per le nostre Miss in costume. Miss numero 3 Asia Canella. Miss numero 5 Jenny Sementato. Numero 6 Alessandra Deste. Numero 7
Miss numero 8, Giada Anastasia. Questa era l'ultima uscita valutata, il criterio di valutazione era ovviamente il fisico, e a voi signore e signori le nostre Miss. Bellissime Miss che a breve vedremo sfilare con i gioielli Blue Blood Milano che ci accompagnano in tutte le tappe venete. Ebbene signore e signori, siamo arrivati ormai al momento clou di questo evento e quindi le premiazioni. Ma prima, per ringraziare il nostro sponsor Blue Blood Gioielli, vedremo le nostre ragazze sfilare con i gioielli Blue Blood Milano. Signore e signori, le nostre Miss. E queste erano le nostre Miss con i gioielli Blue Blood. Un bel applauso, grazie! Siamo pronti per premiare. Chiamo qui con me sul palco Diego Dalmaso per premiare la quarta classificata, fascia di Miss Facciamama Viaggi 2018. Vince la fascia ed una composizione floreale offerta dalla Prologo di Cesuna, che noi ringraziamo nuovamente. Miss
maggio. Premia Diego Dalmaso con una composizione floreale offerta dalla Proloco di Cesuna. Miss Blue Blood Gioielli 2018 è la concorrente numero 6 Alessandra Deste. Con le posizioni calde, seconda e prima classificata. Seconda classificata, fascia Miss Ciclamino 2018, premia Moreno Corà con un bel sorriso, e là che mi guarda sorridente, che soddisfazione, di solito vedi sti musoni, e qua tutto contento. Vabbè, la Miss numero 2 Claudia Cavaliere. Vincitrice, la prima classificata, Miss Ciclamino 2018. Vince una corona offerta da Studio Immagine, una collana offerta da Blue Blood Gioielli e una composizione floreale offerta dalla Proloco di Cesuna. Signori e signori, Miss Ciclamino 2018 vabbè dai, non importa, c'è l'anno prossimo per saperlo comunque. Buona serata a tutti, ciao! Sono infastiditi.